Ecco la situazione meteorologica. Le perturbazioni atlantiche protagoniste di questa prima settimana di febbraio condizioneranno anche il tempo di questo weekend, in cui fasi perturbate si alterneranno a fasi più soleggiate. Nel corso del pomeriggio nel complesso il tempo sarà soleggiato, in particolare a ponente, nubi a levante ma senza conseguenze. Nel pomeriggio venti deboli meridionali ovunque, forti da ovest al largo, mare molto mosso per onda lunga da sud-ovest e con moto ondosa in aumento verso sera. Temperature massime nel complesso stazionarie e non oltre i 15 gradi. Per domani, sabato 7 febbraio, i previsori della Limite si attendono una giornata con tempo spiccatamente variabile, rovesci sparsi alternati ad occhiate di sole sul settore centro-orientale in via di attenuazione in serata, mentre a ponente qualche nube ma senza pioggia. Venti deboli da sud-est su centro-levante e deboli variabili a ponente, con mare da molto mosso a mosso per onda lunga da sud-ovest in scaduta, temperature stazionarie e su valori tutto sommato miti. Cenno alla previsione per domenica 8 febbraio, aumenta la nuvolosità con la possibilità di deboli piogge e temperature in moderato calo.